E dunque una grandissima prima serie nella vasca di Treviso dei 200 rana al maschile. In terza corsia Cameron Vandenburg, campione olimpico, campione del mondo in vasca lunga, campione del mondo in vasca corta, primatista mondiale in vasca corta, secondo all time nella vasca lunga, ha davvero vinto tutto quello che c'era da vincere, vincitore anche dei giochi del Commonwealth più volte, 6 medaglie in quell'occasione per Cameron Vandenburg, che passa subito al comando ai 50 metri, 29,64, atleta del Sudafrica, più specialista dei 50 e dei 100, lo ritroveremo nella giornata di domani. Intanto oggi scende in vasca per la gara più lunga della rana, quella dei 200, una gara in cui è sicuramente specialista Luca Pizzini, già qualificato ai mondiali di Kazan del 2015 per un totale di 9 titoli assoluti e finalista agli europei di Berlino. Passaggio ai 100 metri, Cameron Vandenburg 1.04,20, Luca Pizzini 1.04,93, Camp Garrett in terza posizione 1.09,92, Luca Pizzini, primato personale 2.10,79, nuotato al 7 colli di quest'anno, rappresenta la quarta prestazione all time in Italia in vasca lunga. Pizzini vincitore di medaglie alle manifestazioni europee, 14 medaglie internazionali per Pizzini, che passa al comando alla virata dei 150. Luca Pizzini 1.39,12, Cameron Vandenburg 1.39,95. Siamo in acqua con l'ultima vasca, gli ultimi 25 metri di gara. Pizzini in quinta corsia, Vandenburg in terza corsia, testa a testa proprio tra questi due atleti. Pizzini portacolori della Fondazione Bentegodi in quinta corsia, che va a staccare Cameron Vandenburg e prendersi la medaglia d'oro in 2.13,21. Luca Pizzini, Cameron Vandenburg, second position, 2:15.61, e poi attendiamo tutti gli atleti per andare a vedere quella che è la medaglia di bronzo. Andrea Lacandia dalla prima corsia in 2:27.64, davvero una gara di altissimo livello. Un applauso che va a Luca Pizzini e